Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati all'appuntamento con live, diretta flash per gli aggiornamenti dal Friuli Venezia Giulia. Abbiamo subito con la cronaca. Ci sono volute 4 ore circa per trovare a soccorrere un anziano che ieri era uscito per cercare funghi in zona panoramica delle vette a Comelians senza rientrare a casa. Le ricerche dell'uomo sono partite alle 20 quando, su segnalazione del mancato rientro da parte della moglie, la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tolmezzo, in collaborazione con il personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i volontari del Soccorso Alpino, si sono portati nella zona di ricerca. Dopo alcune ore di perlustrazione della zona impervia, i soccorritori hanno sentito dei lamenti e hanno trovato l'uomo cosciente ma in stato confusionale, che era caduto in un torrente. L'anziano è stato soccorso e preso in consegna dal personale del 118. L'intervento si è concluso poco prima della mezzanotte. Ancora cassonetti date le fiamme a Udine nella notte, l'incendio di natura dolosa in Viale Afro intorno all'1:30. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco. L'operazione si è conclusa in pochi minuti. Sotto osservazione le telecamere di videosorveglianza per risalire all'identità dell'autore o degli autori. Un fuoristradista è stato soccorso ieri sera nella zona di San Pietro Lantisone. Lo stesso era partito nel pomeriggio in sella alla sua mountain bike per un'escursione. All'improvviso si è ritrovato in un luogo impervio rimanendo bloccato. Con il suo cellulare ha allertato i soccorsi. Sul posto 4 addetti del soccorso alpino. Verso le 23:30 le operazioni si sono concluse con successo. Il punto in cui si era bloccato era circondato da rovi ed è stato necessario prima scortarlo a piedi sul sentiero fino alla sua macchina e poi recuperare la 2 ruote con altri 2 tecnici sempre del CNAS. Adesso parliamo di sport e poi chiudiamo. Inizia una nuova stagione per una giovane ma ambiziosa realtà del calcio della provincia di Gorizia, la SD Unione Friuli Isontina, che si presenterà venerdì 27 agosto alle 19 al campo sportivo Silvano e Nicola Braida di Capriva del Friuli, con un organico ancora più rinforzato sia nello staff dei tecnici che nel gruppo dirigenziale, oltre che con tante iniziative per crescere ulteriormente. Tutti i tesserati sono quindi pronti a inaugurare il nuovo progetto UFI 21-22 e per assistere a una sorpresa. Ospite della presentazione sarà infatti l'artista musicale Jacopo Moratto. Anche in questa stagione, oltre a partecipare al campionato di seconda categoria e Under 19, la società sarà presente con tutte le categorie giovanili della Federcalcio, piccoli amici, primi calci, pulcini, esordienti, Under 15, 16, sperimentali e Under 17. Per ogni squadra è stata prevista una coppia di allenatori, con almeno un tecnico qualificato federale per ciascuna categoria. Un impegno rilevante che la società ha deciso di sostenere a garanzia della qualità del lavoro svolto per la crescita dei propri tesserati. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione live del mattino. Vediamo appuntamento più tardi per linea diretta Friuli TV Notizie Giorno. Chiaramente ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.